Per molti ragazzi il mondo della ristorazione rappresenta una possibilità lavorativa concreta. Il 12% degli studenti veneti, una volta terminate le scuole medie, scelgono di iscriversi ai centri di formazione professionali. Uno di questi, il CFPDF, accoglie 1.600 allievi l'anno che frequentano i corsi di qualifica triennale e l'Istituto Superiore di Enogastronomia. Nella nuova struttura di Noventa Padovana in provincia di Padova la prova pratica dell'esame. Questa è consistita nella preparazione di un pranzo e nella gestione della sala per 80 ospiti. Sì, buongiorno innanzitutto. Oggi è la giornata in cui c'è la prova pratica dell'esame dei ragazzi di terza. Sono 3 giorni di esame, ieri hanno fatto lo scritto, oggi c'è la realizzazione di questo pranzo e domani ci sarà il colloquio orale dove presenteranno ognuno di loro una tesina. Abbiamo, grazie anche alla nuova struttura che siamo riusciti a realizzare, pensato di riunire le 4 classi, le 2 di sala e le 2 di cucina, e di fare un unico pranzo, estendendo oltre alla commissione d'esame ad alcuni figure per noi importanti con cui collaboriamo, ristoratori o piuttosto che orientatori delle scuole medie, eccetera, che sono preziosi per il rapporto di lavoro che facciamo con i nostri ragazzi. Una volta terminata questa scuola, i ragazzi dove vanno? Cosa fanno? Diciamo che i percorsi sono diversi. In questi ultimi anni molti ragazzi ci chiedono di poter continuare a studiare. C'è qualcuno che prosegue gli studi mirando a prendere un diploma quinquennale, qualcun altro da quest'anno usufruisce dell'opportunità di fare il 4º anno il diploma professionale che la Regione Veneto ha istituito, e già questi ragazzi qui, molti di loro hanno chiesto di poter fare questa esperienza. Alcuni di loro entreranno nel mondo del lavoro. Diciamo che da questo punto di vista circa l'80% dei ragazzi nei primi 6 mesi trova un posto dove potersi spendere le loro competenze che hanno acquisito. I centri di formazione professionale fanno parte del sistema scolastico regionale. Ora siamo nel canale della formazione professionale, che è una scuola più pratica, più operativa, più concreta, che forma le persone per inserirle direttamente nel mondo del lavoro, ma ugualmente si preoccupa anche di dare una investitura di tipo culturale, perché non puoi formare soltanto l'operatore pratico se non ha un minimo di competenze lessicali, linguistiche, matematiche, eccetera. Quindi in questo caso siamo nell'ambito della formazione professionale, che fa, diciamo così, l'alter ego dell'istruzione. Cioè non sono 2 settori, sono in binari paralleli, però hanno dei momenti di confluenza e di convergenza. Più teorico un canale, più pratico quell'altro, ma con grossi punti di riferimento, di punti comuni. Nella fattispecie, in questo caso, i ragazzi che escono dalla cosiddetta formazione professionale, che è a tutti gli effetti scuola, perché assolve all'obbligo scolastico per disposizioni normative, hanno in qualche modo la via spianata, perché hanno, come dire, fatto un percorso molto concreto. Non è raro però che molti di questi ragazzi, le percentuali sono in aumento, finiti questi 3 anni di formazione professionale, ritornino nel sistema dell'istruzione per completare un po' quella che è la loro formazione culturale, che hanno in qualche modo sviluppato di meno, diciamo non trascurato ma sviluppato di meno, perché è una scuola prettamente pratica. DF non mancherà l'appuntamento mondiale con l'alimentazione. Noi abbiamo avuto la fortuna di poter partecipare, di essere invitati, essere presenti all'interno di uno stand Italia con la nostra offerta formativa, e alcune iniziative le faremo anche qui. Vorrei ricordare che oltre all'attività che noi rivolgiamo ai ragazzi al mattino, diciamo, c'è tutta un'attività rivolta agli adulti che vengono per acquisire la qualifica su diversi settori: pasticceria, gelateria, pizzeria, eccetera, e non da ultimo, ma il primo in Italia, quella sulla birra, i mastri birrai, e ci sono anche figure importanti che dalla Germania sono venuti per vedere il tipo di percorso di studi che facciamo, il tipo di lavoro che si svolge, insomma.